Noi riteniamo che bisogna raggiungere un'intesa più ampia e che l'impostazione rispetti quella che è la realtà del Veneto e assuma un modello diverso, radicalmente diverso rispetto a quello dell'azienda zero, e cioè una agenzia che metta insieme le responsabilità dei direttori sociali, generali, scusate, delle ULSS del Veneto e attraverso un accordo quadro segua gli indirizzi programmatori del Consiglio, della Giunta, in maniera vicina e coerente con i fabbisogni di salute del territorio. Sì, gli stati generali per capire le contraddittorietà che sono state presentate nel maxi emendamento dalla maggioranza, quindi ascolteremo gli operatori del sistema sociosanitario, presenteremo il maxi emendamento ma anche le nostre controproposte. Non ci convince quello che ci è stato presentato, è fonte di conflittualità, manderà in fibrillazione il sistema sociosanitario veneto perché avremo due direttori che contemporaneamente a livello regionale avranno le stesse funzioni e gli stessi compiti, cosa inaudita. In più non è chiaro in tanti passaggi, ad esempio viene reintrodotto il direttore del sociale, che è stato chiesto dalle conferenze dei sindaci, dai comuni, dalle comunità, in un articolo. E in due articoli successivi la norma viene abrogata. Anche questo è il simbolo di un testo scritto in maniera approssimativa, che non convince assolutamente nessuno, neppure all'interno della maggioranza, tanto che affiorano nella riscrittura del testo le conflittualità appunto della maggioranza.